e che la speranza è quella che quando parlo con la gente mi vuole bene. Pier Giorgio Cortellazzo. Al collega, aspetta, ferma. Beh, ovviamente al collega Tesserin tutta la stima, vicinanza, lealtà per l'intervento, ovviamente che l'ha sempre contraddistinto nei momenti importanti e cruciali anche delle dispute tra maggioranza, opposizione e non solo in aula. Insomma, ha sempre fatto interventi accalorati che vanno comunque evidenziati in positivo, per cui Carlo sei pronto per la sesta candidatura e ti auguriamo anche di essere qua nel 2015-2020. Ma colleghi, al di là del fatto di come la penso io sulla retroattività, mi pare noto. Io, senza nulla togliere a nessuno, non ho mai parlato di più o meno costituzionalità. Io penso che le regole del gioco, l'ho detto in commissione e lo ribadisco oggi, non possano essere mutate a 3 mesi dalle elezioni, al netto di tutta una serie di valutazioni e di considerazioni che il PD fa un ragionamento di regolamento interno, ma a me francamente del regolamento interno del PD non me ne frega nulla. Io sono qua per votare o non votare provvedimenti legislativi. E allora, prima il capogruppo del Partito Democratico, Giotiozzo, ci in qualche maniera rimembrava tutta una serie di incoerenze che Presidente Zaia, in qualche maniera avrebbe interpretato in un percorso politico. Allora, te l'ho corretto io, eravamo a Tessera, ma come diceva Conte ne abbiamo fatti diversi di incontri. Hai voglia che non si parli anche in maniera difforme rispetto diciamo alla volontà di chi in qualche maniera ha più potere di qualcun altro, ma se non fosse così mi preoccuperei. Ma guarda, Zaia può avere tanti difetti ma ha un merito, è vero, fa gli interventi mediatici, me lo ricordo quello dei 30 consiglieri. Chi è da sta parte qua del Consiglio, diversamente dalla vostra fobia di ogni volta che c'è Zaia vi viene la psoriasi, noi abbiamo detto 30 consiglieri, follia, tant'è che abbiamo chiuso a 50, anzi statuto fino a 60. Allora, questo per dire che sull'incoerenza, colleghi del PD, voi dovreste, prima di guardare in casa Zaia, maggioranza e quant'altro, confrontarvi da una settimana all'altra. Perché la settimana scorsa in commissione ci avete fatto un pippone sulla incostituzionalità dell'emendamento Padrin, per poi quasi dire, beh insomma, fateci un piacere, fate in modo che non venga ammesso al voto, così abbiamo risolto il problema. No, non funziona così. Ma guarda, io non ho bisogno che mi risponda nessuno. Non ho bisogno che mi risponda nessuno, perché io fino al 20... Io non ho bisogno che nessuno mi dica nulla. Io fino al 24 di maggio, mi pare che siano le elezioni spostate, adesso abbiamo sentito che la Moretti ha chiesto a Matteo che dopo che si sono accorti evidentemente che siccome vogliamo fare in fretta tutto, 17 maggio magari era una data che impediva a una
importante numero di abitanti e di cittadini di poter esprimere il voto, che sono gli alpini. Ma lei l'ha chiesto a Matteo e vedremo se Matteo riuscirà. Aspetta, è la Moretti quella, mi pare, che era a rappresentare Bersani, poi dopo è passata con Renzi, ha detto che andava a rappresentare in Europa i Veneti, per poi... Miseria? Miseria? Dov'è il paracadute? Sai dov'è il paracadute berlato della Moretti? In statuto. Quale paracadute dell'Europa? È in statuto il paracadute della Moretti. Il candidato miglior perdente diventa consigliere regionale. Ma quale paracadute? Ma quale paracadute? Io mi fermo qua. Ieri sera... No, non sfidateci perché possiamo presentare il Ieri sera... Ma scusate, ma perché non parlate invece che star là a fare... Ieri sera qualcuno che ha, pare, più intimità del sottoscritto, della signora, No, io non ne ho, per cui da zero a... Addirittura a proposito, caro Carlo Alberto, di populismo, in una trasmissione questo signore dice: ma vi rendete conto che i consiglieri regionali del Veneto si trasferiscono in motoscafo? Andate a piedi, prendete il vaporetto. Allora, colleghi, io vi esorto, quando fate gli interventi sulla dignità della politica, lo diceva prima Laroni, l'ha detto Tesserin, lo diranno altri colleghi, non terminiamo dicendo sì, beh, anche noi abbiamo delle colpe. Quali sono le nostre colpe? Noi potremmo votare un provvedimento in maniera, diciamo, coerente o incoerente, ma sono delle colpe queste. Sono delle colpe queste. Esatto, sono delle colpe queste. Io per questo non posso mica pensare di andare a dovermi giustificare di nulla, perché sta spendi review, che poi dopo in termini pratici è una spendi di più, perché vedremo alla fine di un percorso se tutta una serie di impedimenti porteranno a dei risparmi, ma quello ci porta più o meno lontano. Allora, io penso e ritengo che rispetto a quello che in queste ore sta avvenendo in Parlamento, va bene, in cui bello, brutto, pasticciato, c'è un porcello con restyling, va bene? Qui diceva giustamente Tesserin, abbiamo praticamente riportato perfettamente, direttamente e solamente l'esito delle votazioni in capo agli elettori, sia per quanto riguarda la scelta del Presidente e sia per quanto riguarda la scelta dei rappresentanti. Ma cosa dobbiamo fare di più? Cosa dobbiamo fare di più? Nulla, secondo me. Nulla. Ed è vero che nessuno ci riconoscerà che abbiamo tolto il listino, che abbiamo ogni volta che lo Stato centrale ce lo diceva, non considerando se le altre regioni si sarebbero più o meno omologate, abbiamo fatto i tagli, e le decurtazioni e quant'altro, e non ritengo di essere il Veneto polentone, noi abbiamo rispettato le leggi, come si deve fare, ma questo non servirà mai, e concludo, nella misura in cui tanti di voi che fanno degli interventi dove giustamente rivendicano la dignità del Consiglio regionale, terminano, sì, però anche noi dobbiamo farci perdonare qualcosa. Ma perdonare qualcosa di cosa? Nulla, secondo me. Nessuno di voi deve farsi perdonare nulla di nulla, se non, ripeto, la coerenza o l'incoerenza sulle disposizioni all'ordine del giorno. Allora,
Chiudo veramente. Guardate, quando ci sono i bravi, i meno bravi, i coraggiosi, i meno coraggiosi, qua c'è chi ritiene liberamente e legittimamente che chi può determinare se un candidato che ne abbia i requisiti possa ritornare qui sono gli elettori. Più di questo io penso che non possiamo chiedere. Ecco perché personalmente, e anche invito insomma, i colleghi a non votare l'emendamento in questione. Ma ripeto, io non ho ripercorso questioni costituzionali o meno, io ritengo una questione di meritevolezza e soprattutto di disposizione da parte dell'elettore, né più e né meno. Santino Bozza. Sì, credo sia giusto ascoltare anche la voce del popolo. Appoggio appieno le modifiche di legge presentate dal consigliere Padrin, soprattutto sui mandati